Buonasera, benvenuti a Monday Basket, l'ultimissima puntata di questa stagione sportiva per chiudere questa nostra annata così ricca. È un'annata che ci ha portato a tante cose. Intanto chiedo magari tutti gli ospiti che abbiamo collegati se possono intanto chiuderci il microfono un po' alla volta, perché sento dei disturbi sotto, così intanto capiamo, ok? E allora intanto benvenuti a tutti per questa di quello che abbiamo detto l'ultima puntata. Vedete che siamo in tantissimi, fra poco saremo al completo, eccolo qui, quindi abbiamo anche aggiunto Giovanni Pelleggia che ci ha raggiunto, quindi parto dando i saluti ai miei compagni di viaggio, Giovanni Micheli e Giovanni Pellecchia, per questa ultima puntata. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ben ritrovati, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Gio, grazie che sei arrivato in tempo per questa nostra ultima puntata. Do il benvenuto, perché siamo riusciti finalmente ad averlo all'ultima puntata, siamo riusciti a strattonarlo nonostante i suoi 2500 impegni, al nostro presidente e a colui che anche ci sopporta, presidente Roberto Nardi. Ciao Roberto. Ciao a tutti, buona serata a tutti quanti, grazie ancora a voi. Ciao. E naturalmente, come vedete, siamo veramente in tanti per questa ultima puntata, che l'abbiamo denominata The Last Dance, chiaramente perché oltre ad essere l'ultima puntata della stagione è anche la puntata, come naturalmente ci fa, mancherebbe lui, ma è come se fosse qui con noi collegato, quindi salutiamo anche Flavio Camporese. È la serata dei campioni, perché sono arrivati i verdetti nelle scorse settimane, tanti verdetti importanti in quasi tutti, anzi in tutti i campionati. Ne manca qualcuno, mi sembra, Giovanni Pellecchia, qualche promozione che deve andare a gara 3. Scusa, mi ero spento un attimo. Da padovano mi piace sottolineare in particolar modo che ad esempio le Lupe di San Martino, o le Lupette per dire, sono impegnate nello spareggio nazionale per andare in A2 e hanno vinto gara 1 sabato sera. Dopo naturalmente li affrontiamo tutti i temi delle nostre squadre venete. Andiamo però a conoscere i protagonisti di questa serata. Vedete che non siamo mai stati così pieni, ci fa un sacco piacere, e quindi iniziamo naturalmente, dopo aver salutato il presidente Roberto Nardi. Direi che Giovanni Micheli e Giovanni Pellecchia, presentate voi i vostri ospiti, visto che insomma io mi presento i miei che sono in centro, voi vi presentate l'all around. Parto io? Vai. Bene, allora abbiamo Fabio Volpato, allenatore della Guerriero UBP, fresco, anzi sembra già ormai storia, perché è solo di condizionato più che fresco eventualmente. Esatto, però diciamo la squadra che ha appena centrato una settimana fa, ha centrato la meritata promozione in Serie B, quindi ciao Fabio. Ciao a tutti. Non è proprio tanto storia, perché sento ancora il thrilling di semifinale e finale, però insomma è una settimana fa. È molto più fresco di promozione, scusa se proseguo io, ed è la quarta promozione centrata da una squadra veneta dalla Serie D verso la serie superiore, cioè la C Silver. Marco Venezia, allenatore del Concordia Schio, in alto alla mia. Bravo Marco, bravo Marco. Grazie Fabio. Ciao. Tocca a me? Sì. Allora, io parto con Matteo Zappalà, allenatore di San Bonifacio, che ha vinto la Serie C Silver l'anno prossimo, allenerà la C Gold. Ciao Matteo, grazie di essere con noi. Ciao Matteo. Bravo Matteo. E infine Federico Fretti, che resterà sempre un under per me, l'under con Pescantina prima che ha raggiunto la Serie D, e poi lui da senior quest'anno ha raggiunto la Serie C Silver, e vediamo subito carichi ragazzi. Ciao Fede. Ciao a tutti. Ciao. Ultimi ma non meno importanti, che sono al centro del nostro schermo, due protagonisti in una sola schermata, non perché erano finiti ma perché li abbiamo accalappiati insieme: Alessandro Busolin e Marco Bulegato, che sono stati protagonisti della grande cavalcata di Favaro, vincitrice del campionato di promozione, e quindi ne ho promossi in Serie D. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao, grazie dell'invito. Bravi ragazzi. È stata un'annata di soddisfazioni
E adesso andremo naturalmente a percorrerla. Alessandro, hai solo un po' di problema con il microfono, quindi ti chiedo solo se dopo ogni volta riesci ad aprirlo e chiuderlo ogni volta che intervieni, così non infastidiamo a casa. Perfetto, grazie. Per il resto poi ti sentiamo benissimo. Tra l'altro, visto che parliamo di Favaro, approfittiamo del saluto di Carlo Canton e naturalmente il saluto a Coach Loriga, che avevamo invitato, però è impegnato a pesca, e quindi lo salutiamo e naturalmente gli inviamo i nostri saluti. Prima di entrare nel vivo, io approfitterei subito di te, Roby, per insomma, è stata una stagione importante, una stagione con l'incognita Covid, che però alla fine siamo riusciti a mettere un po' lì e soprattutto a riportare la soddisfazione di vedere la gente, la nostra gente, la gente del basket veneto nei palazzetti a festeggiare queste imprese di questi ragazzi, di queste società. Sì, allora buonasera a tutti di nuovo, grazie anche agli ospiti numerosi stasera, segno che e segnale appunto che anche questa trasmissione ha fatto il suo dovere in questi momenti, in questi anni difficili, ecco, questa è la realtà, quindi Monday Basket è diventato un appuntamento importante per il nostro comitato ed è molto seguito, quindi complimenti a voi ragazzi per averlo ideato e per averlo portato in porto anche quest'anno. Complimenti ovviamente a tutti quanti i vincitori dei vari campionati e a tutti i partecipanti, perché veramente va un plauso a tutte quante le società, a tutte quante le squadre che hanno partecipato, non ai campionati senior solamente, ma anche a tutti quanti i campionati giovanili, perché si sta ritornando pian pianino alla normalità. Non è stato un anno normale al 100%, però diciamo che siamo arrivati ad un 80% e di questo siamo già felici ed orgogliosi. Abbiamo sempre l'incognita di questo maledetto Covid, ma pur avendo passato 2 anni difficili siamo riusciti a concludere un campionato come meglio non si poteva, quindi tante promozioni, tante squadre che hanno fatto bene anche nei nostri campionati nazionali, un'impresa storica. Dopo 20 anni appunto anche Scaligera Basket Verona torna ai massimi livelli del basket nazionale, quindi conquistando la Serie A. Avremo l'anno prossimo ben 3 squadre, quindi la possibilità di avere 6 derby in Veneto in Serie A non succedeva veramente da un bel po' di tempo, quindi questo assolutamente è un orgoglio per tutta quanta la pallacanestro veneta, e anche le nostre giovanili si stanno comportando e si sono comportate finora molto bene nei campionati, nelle finali nazionali di appartenenza, quindi diciamo che siamo in salute e questa è la cosa importante, e non eravamo sicuri di esserlo fino a pochi mesi fa, quindi un complimento molto ma molto sentito a tutti quanti voi che siete in campo 365 giorni all'anno, e noi vi supportiamo. Magari alle volte ci vedete meno, ma dietro da una scrivania, però soffriamo con voi, credeteci. Grazie a tutti intanto e buona serata, non voglio portare via tempo agli illustri ospiti che ci sono stasera qui con noi. Grazie Matte. Grazie a te Roberto, chiaramente non diciamo che ha spoilerato, perché non c'è niente da spoilerare, perché un po' ve l'abbiamo già raccontato tutto, quelli che sono stati i risultati seguendo i nostri social. Questa sera è anche un modo per farci raccontare dai protagonisti quelle che sono diciamo così state le sensazioni. Noi come sempre partiamo però da un giro di rottura di ghiaccio, ho detto ghiaccio, così entriamo subito nel vivo per dire allora, giusto perché così parliamo di una cosa che non è di casa nostra, ma così ci permette di sbilanciarci un po' tutti. Finale scudetto che è iniziata 2-1 per Milano, abbiamo visto 3 belle partite finora, belle o brutte, insomma, ognuno ha poi il giudizio. Vi chiedo, mi sbilancio e vi chiedo uno sbilanciamento sulla favorita per il tricolore. Partiamo da coach Fabio Volpato. No, sei spento Fabio? Scusate. Milano. Fede? Io dico 4-2 Milano, dico anche punteggio. Wow. Matteo? Milano. Vado in ordine. Alessandro?
Eccomi, Milano. E anche per Milano Marco abbiamo condiviso. Ok, Milano, Giovanni Pellecchia con tutti gli scongiuri del caso, alza le mani. Infatti, mi fa piacere questa quasi unanimità, perché solo 2 settimane fa credo che forse anche gli stessi nostri ospiti erano tutti per Bologna. Io non mi ricordo se è proprio un nostro ospite di recente o in Rai, un intervento, qualcuno ha detto che comunque potrebbe essere una serie che finisce 4-2. Ovviamente da simpatizzante Liga, spero 4-2 dalla parte giusta. Perfetto, Marco? Ma secondo me Milano in questo momento ha qualcosa in più, ha un po' più di birra in corpo. Forse anche solo la fame derivante dalla brutta figura dell'anno scorso. Insomma, della rivincita, che insomma sono tutti lì che aspettano. Abbiamo visto anche la voglia di coach Messina ieri. Joe, Mitch, vediamo se questa volta ci prendi dopo la tua azzeccatissima previsione su Tortona. Dico Tortona. No, ma ormai te la sei giocata male quella. Fino in semifinale te la sei giocata, dopo... No, Milano anch'io, sì, Milano. Direi assolutamente, però devo dire che rispetto all'anno scorso vediamo una finale decisamente più equilibrata, anche più combattuta, forse anche il livello fisico si è decisamente alzato. A livello nazionale, prima di entrare quindi poi a parlare di tutte le cose nostre, l'ha un po' anticipato il presidente Nardi. Ieri sera è stata la sera di Verona e del ritorno della Scaligera dopo 20 anni, giusto Joe? Esatto, sì, esatto, sì. 12 dopo di Serie 20 anni. E poi 20 anni totali lontani dalla 1. Quindi dopo 20 anni Verona torna nell'Olimpo del basket italiano, quindi ci saranno 3 squadre l'anno prossimo. Verona che ha battuto 3-1 nella serie di finale Udine, che aveva iniziato vincendo gara 1 e poi si è ribaltato tutto con quindi la squadra di coach Alessandro Ramagli, che è riuscita nell'impresa, e quindi sicuramente complimenti. Non so Gio, se vuoi dirci qualcosa flash al volissimo, insomma, su quella che è stata anche una bella serata per la GSM Forum. Ah sì, diciamo che per i ragazzi credo della mia generazione qui del Veronese, vedere una GSM Forum così pieno e così carico, anche Roby ne è stato testimone in gara 3, che era presente, è stata veramente una cosa bellissima. E niente, c'è poco da dire, la serie è stata vinta secondo me in gara 2 quando Henderson ha messo la bomba di Udine, purtroppo per loro ne ha pagato le conseguenze, perché ha decisamente portato le sorti, fortunatamente per noi, giallo-blu. Mentre sempre per parlare di aspetti nazionali, si sono chiuse le finali nazionali Under 19 maschili e femminili in questo weekend, con naturalmente il grande risultato della Reyer Venezia femminile, che è arrivata a giocarsi il tricolore contro Costa Masnaga, Costa con naturalmente Matilde Villa, che ha fatto vedere tutto il proprio talento, e chissà che non abbia giocato contro un pezzettino del suo futuro, lo scopriremo tra poco. Quindi i complimenti alla squadra di coach Anna Zimmerle, che naturalmente quindi ha potuto lavorare con un bel gruppo di ragazze che tra l'altro erano lo zoccolo duro della squadra di Ponzano di A2, quindi sicuramente ha potuto poi continuare il lavoro fatto durante la stagione, poi con le altre ragazze, veramente un gruppo molto interessante, con quindi coach Anna Zimmerle, che è stata anche premiata come migliore allenatrice della finale, e addirittura 2 ragazze, se non mi ricordo male, della Reyer inserita nel quintetto ideale. Avevamo provato a avere anche loro in collegamento, ma stanno tornando da Battipaglia e sono ancora in autostrada perché hanno trovato il caos, quindi le salutiamo se ci stanno ascoltando, e facciamo loro i complimenti. Come complimenti vanno anche a Bassano, che è arrivata ai piedi del podio invece della finale Under 19 maschile, confermando comunque il progetto su dei giovani molto interessante. E qui magari faccio inserire a coach Fabio Volpato, che insomma di questi giovani più di qualcuno li hai visti giocare quest'anno. Bassano è una realtà che con la sua cantera sta da diversi anni puntando sui giovani. Beh sì, sono contento per il risultato che loro hanno fatto, ma d'altronde li ho apprezzati nel campionato di Sigold. Io ci ho perso una partita con loro, ma li ho visti crescere dall'inizio. Tengo a precisare che è una formazione che non ha avuto modo di fermarsi un secondo con tutti gli impegni che hanno affrontato, ma i ragazzi che loro allenano hanno profili importanti,
hanno progetti e prospettive, ne sta già parlando un po' il mercato in questo momento qui, di giocatori che hanno un interesse per categorie superiori, per cui stanno facendo bene, ma non lo scopriamo adesso. Bassano, da questo punto di vista qui, si prendono dei rischi importanti, come quello di competere in un campionato come quello di Cigol, con ragazzi veramente molto giovani. Quest'anno, oltre che a dei 2003 interessanti, diciamo che la parte più importante era dei 2005-2006, e quindi questo la dice lunga. Hanno fatto un campionato tirato, hanno fatto soffrire molte squadre, hanno sofferto loro ovviamente, però tutto questo se lo porteranno in eredità senza rendersene conto fra poco, dove questi ragazzi riusciranno, come altri che hanno già fatto, a distinguersi in campionati di altra categoria. Grazie coach, naturalmente chiudiamo e ti chiedo la collaborazione invece di Gio Pellecchia con la news di mercato che riguarda Mestre, che ha ufficializzato il nuovo coach per la prossima stagione. In quest'ottica, in effetti, scusate, di Verona che torna in A1 e quindi di celebrazione del basket veneto in generale, obiettivamente Mestre, che è uscita un po' delusa dai playoff, però ha dimostrato subito di avere le idee chiare sul proprio futuro. Non credo sia ancora ufficiale, però ho serie indicazioni di chi hanno scelto anche come vice allenatore, e quindi mi sembra uno staff di primo ordine, appunto, che comproverebbe questa voglia di far bene anche per la prossima stagione. Bene, quindi la nostra carrellata sui campionati nazionali l'abbiamo fatta. Chiudiamo proprio con le due due news di mercato che sicuramente avrete già visto. Oggi Treviso ha ufficializzato il suo primo giocatore, che sarà Alessandro Zanelli, tra l'altro trevigiano di marca, quindi arriverà per la prima esperienza a giocare con la maglia della NutriBullet, un NutriBullet che sarà completamente rifatto alla testa e ai piedi, quasi sicuramente. In partenza anche Capitan Matteo Imbro, che forse andrà proprio a Brindisi, e vedremo naturalmente quante facce nuove. Saranno quasi tutte nuove la squadra di coach Marcello Nicola, mentre c'è un gran da fare in casa Reierina, come credo ci sarà Giovanni Miceli un gran da fare in casa Tezzenis non appena sono finiti i festeggiamenti, perché ci sarà da allestire la squadra per la Serie 1, e credo che sicuramente qualche mossa i Pedrollo l'avranno in canna. Sì, diciamo che è un po' presto per parlarne, visto che sono veramente freschi. Diciamo che Pedrollo, finita la partita, ha già messo le mani avanti chiedendo un aiuto ovviamente a sponsor, a nuovi investitori. Già in passato la Tezzenis era stato proposto di fare la Serie 1 comprando, diciamo, il titolo sportivo, e i Pedrollo avevano detto di no. Secondo me hanno fatto bene, visto quello che è successo ieri sera, e vediamo quello che succederà. Ecco, per il momento è presto, intanto ci godiamo questa settimana di festeggiamenti. Bene, allora entriamo nel vivo dei nostri ospiti e andiamo naturalmente magari sentendo una battuta da parte di tutti. Ve le faccio io una domanda e poi chiaramente entriamo nel vivo puntuale delle vostre esperienze. La domanda per tutti è: quando avete capito che sarebbe stato l'anno della buono e comunque che eravate vicini all'obiettivo? Parto da coach Fabio Volpato. Domanda impegnativa. È molto impegnativa, nel senso che qualcuno del calcio dice che il pallone è rotondo e non si può prevedere prima quello che succede nel campo. Diciamo che le aspettative era normale che ci fossero, però il campionato è stato progressivamente diciamo, crescendo di convinzione da parte nostra. Ci ha dato diciamo, dei riferimenti importanti, anche delle sicurezze. I playoff, come sappiamo, si riparte e si cambia tutto, e noi ai playoff siamo stati freddati immediatamente, perché in gara 2 contro Codoroi, poi dopo 6 minuti si è fatto male Chinellato per un intervento, diciamo così, poco opportuno, e noi siamo andati a perdere il giocatore che noi
amiamo dire, il nostro trade union tra una squadra che era abbastanza sbilanciata verso il settore dei lunghi e aveva tanto da lavorare ed esperienza da fare sul settore degli esterni. Tolto Andreani, che era sicuramente un giocatore di riferimento, dovevamo fare molto con dei ragazzi giovani. Questo ci ha portato ad essere concentrati a prescindere dagli impegni e i risultati, perché sapevamo che dovevamo cercare di essere attenti sprecando poco, e per questo motivo qua non c'è stato proprio modo di pensare che potessimo essere vicini a un risultato, per merito di Riese, che ha fatto una serie importantissima, che ha visto la serie, ha visto una grande pallacanestro, scelte tattiche e strategiche importanti, e questo vale anche per la finale fatta con l'Oderzo, per grande merito dell'Oderzo. Se devo dire una cosa, l'aspetto che mi ha confortato di più è vedere che la mia squadra non si è mai persa. Quindi l'aspetto che mi dava abbastanza fiducia era proprio il fatto di vedere che, nonostante le difficoltà che affrontavamo nel campo, comunque non ci perdavamo, e questo ci ha portato fino a gara 3 ad avere la convinzione di poter giocare anche la volata finale, magari anche all'ultimo minuto, ma farla. Per cui non riesco a rispondere in maniera diversa. Grazie. Matteo? Ma diciamo, se dobbiamo mettere definire un momento che ci ha fatto capire che eravamo competitivi, insomma, adesso forse lo sapevamo già, ma la consapevolezza è arrivata alla sconfitta, in occasione della sconfitta in casa di Carré, dove abbiamo recuperato 10 punti l'ultimo quarto e dove abbiamo perso sbagliando l'ultimo tiro aperto sul -2 che abbiamo tirato da 3, ben costruito, da libero, e abbiamo sbagliato. Lì abbiamo capito che fare una partita importante contro Carré, che poi si è rivelata la squadra più continua e quella che ha vinto meritatamente il campionato, era sinonimo di poter stare lì fino alla fine e lottare per la promozione diretta, ma comunque essere competitivi anche nei playoff. Ancora Carré al ritorno, la prima ripresa dalla pausa Covid, quindi i primi di febbraio, ha fatto una partita importante, erano fermi loro, ma erano fermi anche noi, avevamo avuto problemi, defezioni e pochi allenamenti sulle gambe, ma una partita importante, sono stati anche più 30, abbiamo chiuso più 15-16, e lì insomma il gruppo si è compattato e ha capito che poteva farcela fino in fondo, insomma. Poi è stata comunque dura, perché abbiamo perso la promozione diretta all'ultima giornata, ma comunque il nostro risultato sarebbe stato ininfluente. Abbiamo perso a Caorle, Carré ha vinto giocando 2 ore dopo con Pieve, sapendo già di essere promosso, ma comunque ha vinto. Quindi questo insomma un po' strano finire il campionato spezzatino, però insomma avessimo giocato insieme, avessimo vinto noi anche loro, non cambiava niente. E poi il playoff è ripartito un altro campionato con punteggi più bassi, gare più tattiche, comunque insomma ragazzi sul pezzo, sempre focalizzati sull'obiettivo, e insomma alla fine è andata bene. Grazie Matteo, passiamo in ordine di campionato a Fede. Ma allora, durante l'anno abbiamo sempre avuto un po' squadra giovane, abbiamo avuto un inizio difficile. A dire la verità, diciamo che a inizio anno l'obiettivo non era quello della promozione, ma era quello di una salvezza tranquilla. Infatti quando abbiamo passato il primo girone abbiamo fatto l'accesso al girone successivo, quello che era, diciamo, il girone playoff, quello che dopo avrebbe portato ai playoff. Avevamo raggiunto il nostro obiettivo. Abbiamo sempre avuto difficoltà durante l'anno nelle partite in trasferta, non so se tanto squadra giovane, non so quale sia stato il vero motivo di questa difficoltà, proprio non ne vincevamo neanche una in trasferta inizialmente. Diciamo che il momento di svolta è stato un filotto finale che abbiamo fatto nel secondo girone, in cui, se non sbaglio, abbiamo fatto 5 o 6 vittorie di fila, in cui si è riusciti finalmente a fare 2 o 3 vittorie di fila in trasferta. E quello è stato il momento in cui abbiamo detto,
siamo una buona squadra e possiamo giocarci le nostre carte, diciamo, anche ai playoff. Poi, insomma, arrivati ai playoff abbiamo detto vediamo come va, sinceramente. C'eravamo comunque qualificati come secondi. Poi siamo riusciti ad avere anche sempre il fattore campo, perché comunque eravamo secondi. E abbiamo detto vediamo come va. Poi sapevamo che comunque sarebbe stato difficile. E diciamo che il punto di svolta è stato, secondo me, la semifinale, gara 2 di semifinale. Eravamo avanti 1-0 e come al solito nei playoff era tornato il nostro problema delle partite in trasferta, perché anche ai quarti di finale avevamo vinto la serie 2-1, perdendo la partita in trasferta. Mentre dopo in gara 2 a Isola della Scala eravamo sopra 1-0 ed eravamo a inizio quarto sotto di 18 punti, mi pare, 16-18 punti, e non so come, ce lo siamo chiesti tante volte i miei compagni. Abbiamo fatto un quarto con un parziale di 22-2, in cui abbiamo difeso fortissimo, abbiamo messo anche un po' l'impossibile rispetto alle partite precedenti, e abbiamo vinto quella partita lì, vinta la serie, e poi siamo arrivati in finale che eravamo super carichi e abbiamo detto ok, ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare, ecco. E secondo me il punto di svolta della stagione è stato quel momento lì. Grazie Fede. Marco? Sì, il punto di svolta di Pescantina è arrivato una settimana prima che ci ha regalato un altro paio di settimane di brivido. Ma noi, guarda, molto sinceramente, noi non abbiamo mai avuto un punto di svolta, perché a dicembre avevamo 3 vinte e 5 perse. Questo è la mia classica partenza, un po' da brividi, ed eravamo penultimi in classifica, in una situazione un po' particolare, perché con i gironcini di quest'anno era un attimo finire nella parte bassa. Sarebbe stato un peccato, visto che comunque la squadra era giovane. Io penso che ho beneficiato un sacco dell'annata scorsa, dove non si è giocato, nel senso che noi comunque ci siamo allenati tantissimo anche l'anno scorso, facendo 3-4 allenamenti, anche se non si giocava in Serie D. E questo ha permesso di cominciare a lavorare, di mettere delle fondamenta anche a livello di mentalità e di approccio. Diciamo che poi con la ripartenza abbiamo fatto sempre con le spalle al muro. Noi appunto si partiva da 3 vinte e 5 perse, ne abbiamo vinte 6 su 6 a febbraio e siamo riusciti a passare nel gironcino delle prime 4, che è andata anche bene, e dove ottenendo dei risultati inspiegabilmente positivi, siamo arrivati a giocarsi all'ultimo con Rovigo, anche se non eravamo pronti, e difatti meritatamente ha vinto Rovigo, una partita diciamo dai bassi punteggi, anche bruttarella se vogliamo, però agonisticamente intensa. Lì i ragazzi sono stati bravi a non mollare, a rigenerarsi. Abbiamo fatto il primo turno 2-0 con Fiamma, 2-0 qui Strana, e poi abbiamo trovato comunque Pescantina che ne aveva più di noi, non c'era, appunto, Federico diceva bene, avevano raggiunto un loro flusso che erano in quel momento lì inarrestabili. Però forse era arrivato il momento giusto anche per noi di portarci a casa con Gardolo, anche se noi eravamo arrivati dopo i 2 sconfitti, dopo 2 occasioni perse, loro arrivavano con 27 vinte e 1 persa, quindi mentalmente ce l'avevano loro il coltello dalla parte del manico. I ragazzi sono stati bravissimi, perché alla fine volevano andare su, e tanti messaggi di determinazione erano passati, forse il cambiamento di mentalità era passato, e i ragazzi veramente hanno dato una prova di una maturazione costante e continua in tutto l'anno. Non c'è stato un momento particolarmente significativo che ricordo. Ecco, l'unica cosa che ricordo, che non ho ancora capito, è cosa ha fatto scattare la squadra dalle 3 vinte e 5 perse alle 6 vittorie di fila. Questo fa parte di quei bottoni che ogni tanto si accendano, che ti cambiano l'anno, e che però io onestamente non so ancora spiegarmi. Ci ha dato una grossa mano il campo e il pubblico di Schio, perché siamo riusciti a riempirlo, rappresentando
un bel fenomeno, nel senso che noi tutti i playoff da fine aprile fino a domenica noi facevamo 300-350 persone in quel catino lì che era diventato una bombonera, e questo forse è stato, oltre al risultato sportivo, il risultato più bello, cioè di avere riacceso in una piazza come Schio l'entusiasmo, che è una piazza potenzialmente importante perché c'è il femminile, perché c'è la cultura, perché c'è la tradizione, perché c'è l'istituzione dell'oratorio comunque che ha sempre fatto basket e che secondo me è importante rivitalizzare nella zona di Vicenza. Chiudiamo il giro con Alessandro e Marco che ci raccontano, che sono proprio freschi della promozione con Favaro. Dopo Gio Pellecchia, preparati, che naturalmente ti lascio il microfono per l'intervista a coach Fabio Volpato, che sappiamo che poi lo liberiamo. Allora, Alessandro e Marco, per voi insomma che annata è stata, quando è stato il momento di svolta? Ma guarda, l'annata è stata un'annata ricca di emozioni. Il punto di svolta forse è stata l'ultima partita della seconda fase contro Quinto di Treviso. Quella è stata, forse ci siamo resi conto che potevamo farcela di arrivare fino alla fine. Quindi sicuramente l'ultima partita, quella è stata quella che ci ha acceso e ci ha fatto sognare questa promozione. Una promozione che è stata dura, più che altro perché abbiamo giocato con tanti giovani che hanno fatto quindi il campionato anche under 19, tra cui anche Marco, e quindi è stata una stagione veramente impegnativa sotto il livello fisico. Dopo ovviamente anche il Covid, gli infortuni ci hanno messo del loro, però siamo arrivati, grande soddisfazione, sia per quanto riguarda la promozione ovviamente in Serie D, ma anche per tutto quello che è successo durante l'anno, anche per le altre annate, perché l'Under 19 alla fine è arrivata a perdere la finale e quindi è arrivata seconda delle Final Four, vinto il campionato regionale con l'Under 17 e tutto quello che ci sta dietro, quindi è stata un'annata che ha riportato anche da noi un grosso pubblico. Noi ovviamente abbiamo un palazzino non molto grande, ma comunque dopo la problematica Covid, dove non si poteva entrare, comunque dentro 200-250 persone c'erano sempre, ma oltretutto abbiamo fatto ritornare tutti i bimbi del mini basket all'interno, diciamo, a vedere la prima squadra e a tifare la prima squadra, e secondo me forse questa è stata la svolta fondamentale di quello che ci abbiamo messo, perché ovviamente è una cosa che è andata a crescere negli ultimi 3-4 anni, perché anche questa promozione in Serie D è stata costruita con giovani, è stata costruita in un arco un po' più lungo rispetto all'ultimo anno, però ovviamente soddisfazione per i ragazzi. Ti passo però la parola al protagonista della promozione, che è lui che era effettivamente in campo, io la vedevo ovviamente dall'altra parte. Oltre a quello che ha detto Alessandro, aggiungo che il fatto di aver incrociato quarto del Tino ai playoff durante le semifinali, con la quale avevamo, diciamo, un conto in sospeso, ci ha caricato molto e ci ha spronato a trovare le ultime energie per riuscire a finire il campionato nei migliori dei modi, diciamo. Perfetto ragazzi, grazie. Intanto spengo questo microfono. Giustamente ci segnalavano gli amici del Petrarca, complimenti anche a coach Aldo Pavan, che vince i playoff e porta Albignasio in Serie D, che è l'altra squadra che si è aggiudicata la vittoria dei playoff per quanto riguarda il campionato di promozione. Io a questo punto cederei il microfono a Giovanni Pellecchia per le domande a coach Volpato, che così dopo liberiamo che coach Volpato, che mi era in giunta comunicazione che dovevamo liberarlo. Sì, con Fabio ci siamo sentiti anche ovviamente subito dopo la partita domenica e quindi le domande, le curiosità sarebbero tante. Sintetizzo un po' perché qualcosa aveva accennato lui, però va detto che UBP era stata costruita per vincere, ma la stagione ha detto anche che è vero che gli infortuni bisogna metterli in preventivo, ma loro in particolare sono stati battezzati dalla sfortuna, se vogliamo, perché Michele Benfatto, cioè il centro titolare, credo che sia stato fuori 40 giorni all'incirca.
il playmaker titolare che era Lorenzo Andreani, che era un altro punto di riferimento comunque abbastanza, un mese e qualcosa credo, il capitano Davide Andreaus, che per un gruppo che comunque ripartiva sotto tanti punti di vista era un punto di riferimento, altrettanto proprio alla vigilia dei playoff. E come giustamente ha sottolineato Fabio, a gara 2 di un turno che hanno sostanzialmente dominato contro Codroico, pronti via, Eros Chinellato, che era il miglior marcatore e anche il collante tra i reparti, diciamo. E infatti prendo spunto dall'intervista che ho fatto con Fabio subito dopo la promozione ottenuta sul campo, e secondo me un termine c'entra abbastanza quello che loro hanno passato durante l'anno. Cioè, Fabio giustamente sottolineava il concetto di una squadra resiliente, cioè resiliente a tutto quello che ha subito. Allora le domande sostanzialmente sono due. Uno, come si fa a essere i grandi favoriti e sapere che di fatto non si può sbagliare? E l'altra, come si fa a riorganizzarsi ogni volta, perché fuori il centro titolare ovviamente bisogna cambiare assetto. Senza il playmaker titolare, se non vado errato, anche con la sovrapposizione delle due, cioè playmaker e centro titolare, e poi senza Eros Chinellato, appunto, nella parte cruciale e centrale dei playoff. La prima domanda, sì, è normale che fossimo individuati come favoriti. Non ci siamo mai nascosti dietro a questo, però sappiamo che una squadra è tale quando riesce a incastrare le affinità di tutti i giocatori all'interno di un sistema, per cui dicendo questo cerco di rispondere anche alla seconda, nel senso che se alla base si cerca di identificarsi con un sistema che abbia un principio, due principi, la pallacanestro è bella perché può essere interpretata come si vuole da un certo punto di vista, però se l'identificazione della squadra è all'interno di un sistema, forse si riesce a superare delle problematiche che possono insorgere durante la stagione. Io credo che giocare 3 partite, e quindi temporalmente sono 21 giorni, senza il playmaker titolare, che è quello di riferimento per l'esperienza e quant'altro, e aver sopperito anche con giocatori fuori ruolo, perché abbiamo sopperito non solo con i giovani che nell'immaginario nostro sono quelli che dovevano crescere dietro al nostro playmaker, ma adattare anche giocatori fuori ruolo a poter gestire parti salienti della partita, è perché probabilmente ci riconoscevamo in un sistema che vuol dire non tanto uno schema d'attacco, l'altro schema d'attacco, non è tanto questo, ma avere il collante all'interno proprio di qualsiasi tipo di situazione offensiva e avere dei riferimenti che potevano essere cercati costantemente all'interno proprio dello sviluppo del gioco. Io credo che sia un po' questo, che bene o male, anche se fresco io, allenatore del primo anno, assemblaggio di una squadra, per cui messi insieme più entità, ci vuole del tempo, ok? Però perlomeno magari i principi base su come riconoscersi in mezzo al campo, su come interpretare il gioco, probabilmente qualcosa abbiamo avuto la fortuna di far passare abbastanza velocemente, e questo ci ha permesso di poter stare a galla in momenti in cui potevamo un po' avere delle difficoltà importanti, e questo ha dato merito all'applicazione dei ragazzi e va dato merito anche, e lo ricordo, l'ho detto prima, credo sia il motivo per cui siamo riusciti a non perdersi mai, anche quando avevamo delle difficoltà importanti, anche nei momenti cruciali dei playoff. Vai Gio, se hai un'altra domanda per coach. Diciamo che Fabio era stato scelto l'estate scorsa anche con diciamo versione manageriale, no? Cioè contribuire anche alla crescita di tutto l'ambiente. Ricordiamo che l'UBP era già stata la stagione scorsa in Serie B, una stagione sì meritata, ma vinta, cioè
trovata anche dopo la sospensione dei campionati, grazie a un coefficiente, e per certi versi forse la struttura era un po' impreparata. Quindi Fabio era stato scelto durante l'estate, appunto dell'estate scorsa, anche per una crescita un po' più completa dell'ambiente. Adesso ci ritorna meritatamente sul campo, perché forse non l'ha ricordato, ma ha detto che la stagione regolare l'UBP l'aveva vinta con 8 punti di vantaggio, insomma, questo la dice un po' lunga, e quindi la domanda è ovviamente in prospettiva anno prossimo. Che cambiamenti ci sono all'orizzonte, se ci sono, se invece si va sulla conferma del gruppo, e anche più in generale che obiettivi si pone l'UBP come struttura, come società. Ma il massimo dirigente Vendraminelli ha giustamente riportato la voce dell'UBP, e l'intendimento è quello, dopo aver fatto tesoro dell'esperienza della prima stagione fatta in Serie B, di poter cercare di costruirsi per poter essere un pochino più solidi per affrontare il campionato, che è un campionato ovviamente difficile. Per quanto riguarda la squadra, è tutto quanto figlio della riprogrammazione che in questo momento qua l'UBP sta facendo, riordinando le idee per poter essere in grado di capire quante risorse e come poterle mettere nel campo. Per cui in questo momento qua siamo un po' in stand-by nel capire bene quanto intervenire. Sicuramente si interverrà, perché fisiologicamente questo l'ho detta proprio il salto di categoria, però in questo momento qua capire bene gli orientamenti dipende molto dalle disponibilità che potremo avere e le certezze di queste, insomma, per cui in questo momento qua facciamo fatica a dare un orientamento agli interventi. Perfetto, allora Gio, se non hai altre domande per coach Fabio Orbato, poi coach, se vuoi rimanere qui con noi siamo ben contenti. Se invece devi scappare, come ci avevano detto, ti lasciamo libero e ti ringraziamo. Non so se coach, se il presidente Nardi vuole salutarti, vuole farti un saluto, complimento diretto, o se... Beh, il complimento diretto gliel'ho fatto sul campo direttamente, Ok, quindi perfetto. ciao coach, e a prestissimo allora. Grazie a tutti quanti, mi scuso ma avevo un impegno che ho appena spostato, mi stanno aspettando, potete immaginare che impegno possa essere, sì. e di conseguenza mi cambio la maglietta, salgo in macchina e vado, e vi auguro una buona serata, faccio i complimenti veramente a tutti quanti, complimenti anche per la trasmissione, per la conduzione e per l'attenzione che date alla pallacanestro nostra. Buona serata a tutti. Grazie Fabio. Grazie ciao, Fabio Volpato, complimenti naturalmente all'UBP per la vittoria del campionato e quindi la conseguente vittoria e promozione nei playoff, per una UBP che sale, e ricordiamo che per onor di cronaca c'è anche una Mirano che scende, Mirano che ha perso i play-out contro Leoncino, quindi Mirano che ha già ufficializzato che rimarrà comunque a fare la C-Silver l'anno prossimo, quindi insomma, che eventualmente ci fossero dei posti per fare la C-Gold. La squadra del presidente Polo rimarrà a fare la C-Silver. Nei prossimi giorni annuncerà anche il nuovo staff tecnico, dopo che c'è stato il saluto da coach Minincleri e coach Favaretto, che, se non abbiamo visto male, anche è stato annunciato a Santa Maria di Sala, se non ho visto male. Comunque, ecco, visto, ero quasi preparato, quindi sicuramente, come si dice, si chiude una porta e si apre un portone nel nostro mondo. Giovanni Miceli, passo il microfono a te per far chiacchierare i tuoi ospiti. Mi raccomando, tratta bene Federico, che lo vedo molto teso. Vabbè. Allora parto da Matteo, No, allora, per Matteo io ho due domande. Allora, la prima è, insomma, tu sei un allenatore che, insomma, nel corso della tua carriera hai vinto tanto qui nel Veronese,
e volevo chiederti questa promozione con San Bonifacio cosa di diverso, se vogliamo, di speciale rispetto alle altre che hai ottenuto. E la seconda invece è quanto è stato importante in questa stagione avere con te giocatori che ti conoscono benissimo, mi viene in mente Damiani o Croce, che con te avevano già vinto appunto, quanto è stato importante anche nella serie finale avere giocatori che hanno giocato partite di assoluto livello, citando anche Soave che insomma non ha bisogno di tante presentazioni. Ecco. Integro solo la domanda perché io ero a vedere gara 2 a 90, perché Roncaglia gioca a 90, e ammetto la mia colpa perché confrontandoci con Joe Mitchell lui diceva guarda che secondo me Sambo è una delle favorite e io ho detto, ma nella mia incoscienza ho detto sì e no, è una squadra strutturata, ha sicuramente ottimi giocatori. A inizio stagione avevo nell'animo il punto di domanda che 3 giocatori un po' chiave come Damiani, Soave e Croce, venendo da un anno di inattività forzata, potessero avere in qualche modo anche un calo di rendimento, cosa che non si è verificata. Il primo, cospargermi il capo e i pochi capelli che mi restano di cenere. E questo lo dico a maggior ragione avendo visto gara 2, cioè nel senso che avendo visto dopo che Roncaglia aveva vinto a San Bonifacio, credo forse anche l'unica vittoria, l'unica sconfitta per San Bonifacio interna della stagione, se non vado errato, o una comunque delle poche. Roncaglia che è partita comunque in entusiasmo e all'inizio del secondo tempo era anche sopra di 8. San Bonifacio non ha battuto ciglio, presa per mano e ovviamente anche tatticamente dal coach, e ha ribaltato quella partita, ha vinto gara 2 e poi ha chiuso, diciamo, tranquillamente i discorsi in gara 3. Quindi sì, appunto mi inserivo in questa cosa da testimone in prima persona e ovviamente integro e faccio a maggior ragione i complimenti a tutti. Grazie. Allora, tante domande e considerazioni. Allora, questa di San Bonifacio, la differenza rispetto alle altre. Ma qui a San Bonifacio io sono arrivato in corsa la prima volta che mi capita in carriera, a 6 partite dalla fine in Serie D. San Bonifacio navigava tra i play-out e forse la salvezza. E mancavano 6 partite, 3 scontri diretti e contro prima, seconda e terza. Era una situazione difficile, io ho 8 sconfitte consecutive, 9, una cosa del genere. Per un motivo o per l'altro questi ragazzi si sono compattati subito, era una squadra molto giovane, quella del primo anno, e abbiamo vinto 3 partite consecutive, ci siamo salvati e poi è ripartita la programmazione. Già l'anno dopo, appunto, Damiani e Croce sono venuti a darci una mano. Abbiamo fatto quella bella stagione con 17 vittorie consecutive e abbiamo perso solo l'ultima prima della pausa forzata e quindi poi abbiamo conseguito una promozione anche se non ufficialmente sul campo, ma di fatto avevamo un vantaggio consistente sulla seconda e poi si è scelto di fare la Silver. Ripartiti mi sono portato Soave, che anche lui, Mario Soave, che è stato con me tanti anni, non tanti, 3 anni alla cestistica, però col quale il rapporto di stima è sempre rimasto vivo. E poi ultimo, non dimentichiamo anche Pippo Fabian, che è entrato in corsa quest'anno, il quarto dei miei ex cestistica, quando abbiamo avuto il problema di Quadrelli che si è rotto il crociato alla 7ª partita, Gueia che ha dovuto accettare un'offerta di lavoro e se n'è andato in Spagna, nel frattempo Damiani era fermo ai box, insomma dovevamo prendere qualcuno e Fabian per i trascorsi, per la conoscenza e comunque per la stima nei suoi confronti è stato utilissimo, un giocatore che riesce a fare più ruoli in queste categorie è importante. E quindi diversamente dalle altre questa è nata da una situazione di emergenza, diciamo, ma poi da una programmazione comunque mirata, una squadra giovanissima che nel frattempo è cresciuta. L'anno scorso purtroppo siamo stati praticamente sempre fermi, ma quest'anno insomma siamo partiti subito da neopromossi ma con la consapevolezza di poter far bene. Tranne un aneddoto, abbiamo fatto solo 3 o 4 amichevoli quest'anno, 2 le ho fatte con Schio e con Pescantina,
per questione di vicinanza. E dico la verità, ci hanno messo in difficoltà entrambe. Ma Marco Lunardi mi ha detto: cosa dici, ci salviamo? Porco caso, vi salvate. Poi ho capito che erano forti loro e quindi siamo stati in difficoltà, perché sia Schio che Pescantina erano due ottime squadre per la Serie D, l'hanno dimostrato con la promozione. Quindi da un anno di inattività, partendo subito con un po' di ruggine eccetera, poi le cose sono andate via naturalmente. Quindi San Bonifacio è un cantiere comunque aperto, perché la Gold la si fa con non grandi aspettative, ma comunque con la volontà di consolidare la categoria, che è fondamentale al primo anno, capire chi dei ragazzi che si sono meritati la promozione sul campo può valere la categoria. Quindi io penso che un anno di conferma, non dico in blocco, ma praticamente quasi del gruppo, sarà quasi scontata, per poi programmare meglio magari gli anni successivi. Però essendo veramente molto giovani, a parte i miei 4 senatori, gli altri bisogna scoprire, perché c'è una bella differenza tra silver e gold. E poi mi sono dimenticato le altre domande. Quanto era stato importante, un po' hai in parte già risposto, avere proprio i 4 senatori insieme a te anche in questa esperienza? Beh, fondamentale soprattutto per la gestione dei momenti difficili. Io insomma, mi confronto molto con i miei, tra virgolette, vecchi, parliamo sempre, gestiamo situazioni, e ovviamente avere certe esperienze in campo e certa abitudine ad affrontare i momenti difficili fa stare più tranquilli anche gli altri. La parola di conforto per i giovani non è mai mancata, e la serietà in allenamento esemplare. Sono ragazzi che Mario Soave ho chiesto di giocare fino a 50 anni, dico: quando smetti tu poi smetto anch'io. Vai avanti ancora 6 anni e sarà dura perché ne ha 44, ma insomma ci proviamo. Gli altri 3 sono ragazzi sicuramente d'oro, ma anche al di fuori del campo abbiamo un ottimo rapporto e c'è fiducia massima reciproca, e sono stati fondamentali e importanti. Anche Leo Croce, per dire, gara 1 con Roncaglia in finale ha fatto male, ma poi gara 2 e gara 3 ci ha portati per mano, e la fiducia nei suoi confronti è stata massima. Ha giocato il doppio di quello che avrebbe dovuto giocare, ma è un giocatore che quando è con le spalle al muro, lui, nonostante abbia l'aria un po' timida, un po' a volte sembra assente, ma dentro sa sempre quello che deve fare, e io ho massima fiducia in questi giocatori. Mario Croce lo sa e ci vogliamo bene. Poi ci ha dato una grossa mano anche il nostro vice Alberto Rossato, che è un vice super, un vice fin troppo qualificato per fare il vice. Tra l'altro ha vinto anche il suo campionato Under 15 provinciale, e lui, essendo vicino alla loro età, è comunque un ottimo trade union con i giocatori, perché ha smesso di giocare da poco. Lui è ancora sotto certi aspetti giocatore, e sicuramente lo metto insieme a questi 4 quando si parla di gestione delle situazioni difficili e di aiuto importante che possono dare. Grazie Matteo. Fede, è arrivato il tuo momento. Tra l'altro noi Fede Ross lo conosciamo molto bene, visto che è stato il nostro capitano, e per te dai sarò dolce, dai, da ex compagno di squadra. Cito un altro nostro ex compagno di squadra, ovvero il mitico Magic Enrico Mazzali, che giustamente chiede se è stato più bello vincere la promozione da under o la Serie D da senior. Vabbè, dai, un senior abbastanza atipico comunque. Vabbè, in quella squadra lì eri molto senior, però. In questa squadra qua sì, ero molto senior. No, beh, dai, sono due cose diverse, dai. E la promozione dalla promozione, appunto, alla Serie D eravamo abbastanza favoriti. Erano anni che Pescantina doveva andare in Serie D in sostanza, quindi. Però era anche il mio primo anno da senior, anche se ero appunto un giovane, e quindi è stato molto bello. Poi abbiamo trovato un gruppo fantastico con Ross, Magic e tutti gli altri, quindi è stato super, super divertente e molto più leggero forse rispetto a quest'anno, se posso permettermi.
Mentre dai, quest'anno non si possono confrontare perché sono troppo diverse, perché passavo da essere il più giovane adesso a essere uno dei più vecchi, anche se ho 22 anni, visto che siamo una squadra super giovane. Però state belle entrambi, e quella di quest'anno più difficile, l'ho già detto, però è la pura verità. Però in entrambi i casi devo dire 2 super gruppi, perché da una parte ero il giovane che ero maltrattato dai vecchi, mentre adesso questo ero non è io vero, che... nego tutto, nego E tutto. invece adesso io che faccio un po' di nonnismo, ma lievemente, non troppo, perché comunque i due della promozione sono rimasti, che comunque fanno ancora la differenza e che hanno promesso anche che ci saranno anche l'anno prossimo, malgrado a inizio anno avevano detto quest'anno smetto, invece però dopo la Serie C conquistata hanno detto che continueranno. Però no, dai, due grandi momenti felici, tra l'altro entrambi, se non sbaglio, lo stesso giorno. Se non sbaglio, Sì, entrambi l'1 4 anni giugno, dopo, sì. proprio 4 anni dopo. Sì. Molto... E l'ultima domanda, Fede, poi puoi rilassarti, tranquillo. Ma che sono tranquillissimo. Quali sono un po' quest'anno avete sorpreso senza alcun dubbio. L'anno prossimo vi aspetta un'altra categoria. Hai già un'idea delle aspettative? Ti stai già caricando? Mi sto già caricando, sì. È un po' difficile fare una previsione sulla squadra perché, essendo una squadra molto giovane, abbiamo tantissimi ragazzi del 2003 che il prossimo anno avrebbero il primo anno universitario, e quindi non si sa bene se saranno ancora a Verona oppure dovranno andare in un'altra città a studiare, eccetera. Quindi non sappiamo bene neanche chi ci sarà. Tutti, naturalmente, la volontà di tutti sarebbe di rimanere, di fare la Serie C tutti assieme, con naturalmente qualche innesto. Però diciamo che non sappiamo neanche bene chi ci sarà e chi non ci sarà. Come ho detto prima, i 2 vecchiotti ci saranno sicuramente, da quello che hanno detto. E no, siamo molto carichi. Vedremo, perché comunque penso che siamo tutti, a parte Gigi, il nostro miglior giocatore, siamo tutti degli esordienti per la categoria di quelli che appunto hanno fatto quest'anno la promozione, quindi sarà una nuova esperienza per tutti e siamo molto carichi, non vediamo l'ora. Diciamo che c'è rimasta ancora la carica dei playoff, perché è stato molto bello vedere, rispetto alle 20 persone durante l'anno, passare alle 200, diciamo. È stato molto, molto, molto bello. Abbiamo ancora la carica e dai, adesso ci godiamo l'estate e poi incominceremo a prepararci a questa nuova esperienza. Grazie Federico, andiamo nel rush finale dei nostri campioni e quindi ripasso la palla a Giovanni Pellecchia per naturalmente le domande a Marco Venezia e poi arriviamo a Alessandro e Marco da Favaro che ci racconteranno anche questa finale con Eraclea e questo risultato super di Favaro. Vai Gio. Sì, a Marco, oltre ovviamente a confermare e reiterare i complimenti, ma ci siamo anche già messaggiati, e apro e chiudo una parentesi, al Veneto gli spareggi con il Trentino in genere portano bene, perché anche l'anno che io ho vinto la finale playoff con l'Imena, poi Virtus Isola della Scala era stata promossa a seguito dello spareggio appunto col Trentino, prima ancora era capitato al Cittadella. Quindi diciamolo al presidente, Robby, mantieni sempre gli spareggi con, mi raccomando, fissi. Che no... non mi spingo così tanto, ma se può essere... Ci saranno delle belle novità, diciamo così, ecco tanto per... giusto per buttarla lì e non dire niente. Esattamente. Perfetto, però no, a parte appunto gli scherzi, in parte ne accennava già prima, giocare a giugno e in questo giugno con questi calori non è mai semplice, quindi chiedo a Marco come sono riusciti a resettare un po' dalle due amarezze, cioè quella dell'ultima giornata di stagione regolare a Rovigo nello scontro diretto e poi appunto la finale con Pescantina, per giocarsi in queste due partite secche quello che valeva una stagione, insomma. Giovanni, ogni tanto l'ignoranza aiuta. Quindi il fatto che tutti questi ragazzi qua non avevano mai vinto un campionato, neanche giovanile. E l'unico che aveva esperienza ero io, ma io non faccio canestro. Cioè, posso aiutare, ma
E molto semplicemente tutto quello che noi siamo stati alla fine è il frutto di quello che abbiamo passato durante l'anno, per cui nella prima parte, quando perdevamo partite sopra di 12 a 2 minuti dalla fine, perdevamo i supplementari, era scontato che noi li si perdesse, stupidaggini cosmiche nelle scelte fatte nei primi mesi, poi sono andate via via un po' scemando. Quindi io penso che mai come quest'anno il risultato finale è la conseguenza di un processo di maturazione che ha portato i ragazzi a fare non tantissime scelte giuste, ma un po' meno sbagliate di quelli di 3 mesi fa. E questo veramente mi ha reso orgoglioso del lavoro. Ti dico che di tutte le promozioni che ho fatto, io qua non avevo il Babic, non avevo il Bolcato, il Monzardo o il Bellato, che sono sostanzialmente, per queste categorie qua, sono un'assicurazione sulla vita per un allenatore, no? Mi sono riscoperto, io sono arrivato dopo l'esperienza di Vicenza e dovevo riciclarmi e veramente mi sono divertito quest'anno. Io devo ringraziare questi ragazzi perché hanno fatto tirare fuori un po' la bestia che era un po' sopita, e questo trasbordare mio di passione li ha aiutati a venirmi dietro, però loro sono stati bravissimi ad acquisire delle esperienze negative che noi avevamo vissuto nei primi mesi. Per cui ti dico, il fatto che loro non avessero mai provato certe situazioni poteva essere uno svantaggio, ma l'essere vergini e genuini ha aiutato, appunto, quella battuta che ho detto, ogni tanto vale la pena di essere ignoranti, o il famoso beato te che non capisci niente, diciamo. Ecco, questo ha aiutato tantissimo. E l'altra domanda, sempre in prospettiva futura, anzi, piccolo inciso, io le partite di Marco, condividendo la stessa categoria e ringraziandolo perché insomma mi ha fornito dei videotape per studiare degli avversari poi della seconda fase, le ho viste e forse è vero che peccavate di continuità anche nell'arco della stessa partita, però al tempo stesso proponevate momenti di gran basket, apro e chiudo la parentesi, parere personale, però in prospettiva appunto cosa si pensa per Schio come un gruppo che, come dicevi te, è molto giovane e quindi anche inesperto, insomma, di certe categorie. Guarda, io Giovanni, ti dico che in spogliatoio ho detto io da qua non mi muovo e voglio tornare sopra, cioè, e lo dico con veramente una determinazione ferrea a livello personale, cioè, adesso ci vorrà, come diceva Matteo, un periodo di consolidamento, un momento di passaggio, ci sarà da salvarsi ai play-out, ci sarà da continuare nella scelta dei giovani, perché appunto non avendo il Babic o il Monzardo o il Jack a disposizione, noi dobbiamo pescare dalle zone limitrofe e soprattutto riproporre, cioè consolidare sempre più il lavoro a livello giovanile che la società sta facendo. Io ho 50 anni, sono l'allenatore più giovane in società e ci sono allenatori che stanno ricominciando a lavorare veramente bene, come Stefano Gianesini, come Malfatti, come Fanelli, con le giovanili, e noi dobbiamo adesso tenere duro questi 2 o 3 anni e riuscire a portare in prima squadra i ragazzi che intanto nei giovanili cominciano a vedere le categorie un po' più alte. Bisogna fare piccoli passi, però io quando sono arrivato a Schio l'ho detto subito, io non volevo restare in Serie D, cioè, io la B me la sono conquistata perché ho vinto la D, la C2 e la C1 e adesso mi è tornata fuori sta maledetta voglia e mosso cazzi detta proprio. E allora direi sicuramente in bocca al lupo, Marco, perché hai visto l'obiettivo. E a proposito di scalate, andiamo a finire la nostra carrellata di campioni con Favaro,
che sicuramente io adesso la butto lì sia per Alessandro che per Marco. Non credo che abbiate iniziato la stagione con l'idea di vincere il campionato, però il progetto, un po' l'avevi già detto Alessandro, no? Il progetto di Coach Loriga comunque durante questi anni è quello di lavorare con i giovani, e si è visto che poi questo lavoro ha portato questo grande risultato. Sì, è corretto, nel senso che appunto col coach si è studiato appunto in questi anni di far crescere tutto quello che è il settore giovanile e di cercare appunto di portare i ragazzi 2003-2004 in prima squadra, per dare comunque dopo una continuità anche nel prossimo anno, avendo appunto l'obiettivo di portare i giovani, di curare tutto quello che è il settore giovanile. Per quello, come dicevo prima, non è un anno di lavoro, ma sono 3-4 anni che il coach sta insieme a tutta la società, insieme a tutto lo staff della società, perché dopo dietro al coach, dietro ai ragazzi c'è tutto ovviamente un lavoro di squadra che è stato fatto per fare le dirette su YouTube, per fare tantissime cose. È stato fatto un gran lavoro in questi anni e il risultato ci ha assolutamente premiato. Ovvio che a settembre si spera sempre cosa faremo quest'anno, siccome è ovvio che si punta sempre al massimo. Dopo c'è stato il problema Covid, c'è stato il problema infortunio, ma comunque i ragazzi non hanno mai mollato e hanno sempre continuato a lavorare sodo, in palestra, fuori palestra. Si è creato un gruppo di ragazzi che uniti riescono ad aver portato un risultato per noi molto ma molto soddisfacente. Il prossimo anno è dura, ma sicuramente con la squadra di quest'anno, con qualche sicuramente magari inserimento con qualcuno di un po' più di esperienza, ci vuole sempre un senior, qualche senior che ovviamente aiuta i ragazzi a traghettarli. E sicuramente l'obiettivo del prossimo anno è comunque continuare con tutto quello che appunto è il settore giovanile, e fare la voglia ovviamente, come si diceva prima, anche di avere il pubblico del mini basket che venga a seguire la squadra e che venga a incitarla sempre. Basta, ti lascio la parola a Marco, che spende le ultime 2 parole per l'annata quest'anno, che lui è entrato dopo un infortunio importante, perché Marco è rientrato non più tardi di febbraio, metà gennaio di quest'anno, dopo un infortunio che è durato diversi mesi. È stato uno di quei protagonisti sia per quanto riguarda l'Under 19 che per quanto riguarda la promozione. Ti lascio la parola a Marco. Penso che la cosa più importante, il fattore più importante di questa vittoria è stato il fatto che più che una squadra si è formato un gruppo veramente solido e pronto ad aiutarsi l'uno con l'altro. E non è stato facile inserirsi a metà campionato, perché oltre 2 anni di pandemia io sono stato operato anche 2 volte e quindi era parecchio tempo che non rientravo in campo, però sinceramente devo ringraziare i miei compagni che si sono messi a disposizione e mi hanno reso subito partecipe di questa grande scalata, diciamo. Sono molto contento di come è andata e adesso testa al prossimo anno. Di Marco, com'è stata la finale con Eraclea? Allora, io sono penso uno dei giocatori con più sconfitte in finale, non avevo mai vinto niente e devo dire che la sconfitta in Under 19 era stata parecchio pesante, e devo ammettere che è stata una grande soddisfazione, anche perché noi in campionato con Eraclea eravamo a 2 sconfitte e 0 vittorie, e andare a vincere la gara 2 in casa loro con tutto il pubblico che urlava dietro è stato una grande soddisfazione. Bene, allora, io direi che iniziamo a fare un giro di complimenti a tutti veramente per i vostri risultati, naturalmente da UBP a San Bonifacio, Pescantina, Concordia, Favaro, Albignasio, che ricordiamo, e naturalmente tutti i protagonisti che abbiamo avuto come ospiti nelle puntate precedenti. Vi diciamo, giusto per onor di cronaca, perché sicuramente poi qualcuno ci dice che non seguiamo il basket femminile, lo seguiamo, abbiamo fatto anche delle puntate speciali, però ricordiamo che
Per quanto riguarda la B femminile, l'aveva già preannunciato Giopelle, le Lupe hanno vinto gara 1 dello spareggio per andare in Serie 2, tra l'altro una partita in cui sono partite un po' diciamo con il motore diesel, quindi pian pianino, per poi arrivare a questo più 17, giusto mi sembra, Gio? Sì, più 17 finale, che ricordiamo a valore doppio, perché negli spareggi nazionali per la Serie 2 vale la differenza canestri, quindi non si arriverà a una eventuale bella, e 17 è un tesoretto da mettere da parte. Ricordiamo che le Lupe erano rientrate venerdì sera viaggiando di notte da Battipaglia, dove con lo stesso gruppo avevano fatto le finali nazionali ed erano uscite appunto per mano della Reyer ai quarti. E quindi sicuramente ancora più importante questo risultato, e sarebbe importante anche per recuperare una squadra in Serie 2, visto che ne abbiamo persa una con la retrocessione di Vicenza. Per quanto riguarda la Serie C femminile, è stata una bellissima finale, quella tra Belvedere Trento e la PG Milano, che si è decisa in una pazzesca gara 3. Per chi non avesse avuto modo di vederla, andate a vederla sulla pagina di Belvedere, perché Belvedere aveva un punto di vantaggio a 1 secondo e mezzo dalla fine, ha fatto fallo antisportivo sulla rimessa, quindi situazione incredibile con Milano, che ha avuto i 2 tiri liberi della vittoria. Milano ha fatto 1 su 2 e quindi si è andati al supplementare ha avuto la meglio Belvedere, e quindi partita dalle classiche se fosse successo, se non avessimo fatto, se l'arbitro non avesse fischiato, insomma è C femminile, però alla faccia della categoria è stata sicuramente una fucina di emozioni. Quindi Trento che raggiunge Padova nella graduatoria successiva, nella classifica successiva, mentre poi è stato in categoria anche Istrana, che passa dalla promo femminile, va in Serie C femminile. Quindi abbiamo dato tutte le comunicazioni del caso. Io, per chiudere, lascio la parola al nostro presidente Roby, perché comunque l'abbiamo detto un po' all'inizio, è stato un anno particolare, ma la stagione non finisce, un po' perché vi preannunciamo che fra poco ci saranno delle importanti novità per quanto riguarda il 3 contro 3 o il 3x3, che ormai siamo abituati a comunicarvi. Quindi nei prossimi giorni preparatevi, perché sia per tutte le squadre, per tutte le società, comunque per tutti i ragazzi dall'Under 13 in su, ci saranno delle importanti occasioni per giocare durante la stagione, ma soprattutto perché insomma non ci fermiamo, perché il comitato sta già lavorando per farsi trovare pronto per la prossima stagione. Sì, questo sicuramente. Tra l'altro ricordiamo che comunque un altro scudetto schio femminile anche quest'anno l'abbiamo portato a casa come Veneto, quindi bene così. Ci stiamo facendo insomma la bocca dolce da queste cose, quindi complimenti anche a Schio appunto per lo scudetto di Serie A femminile. Sono in fase di elaborazione le nuove disposizioni organizzative annuali, che sono diciamo la Bibbia delle società per quanto riguarda appunto le varie categorie, sia giovanili che senior. Ci sono importantissime novità, quindi attendiamo delibere definitive da parte della nostra federazione centrale, per poi ovviamente trovare le soluzioni più congeniali a noi. Ci sono delle belle novità che coinvolgeranno anche i campionati regionali. Dovremo trovare la quadra al famoso cerchio, lo cercheremo di fare assieme a tutte le nostre società, questo è poco ma sicuro. Io intanto volevo ringraziare ovviamente voi per il servizio lavoro che fate durante tutto l'anno, e questo è bello perché si dà la possibilità ovviamente a tutti quanti i nostri protagonisti di essere ulteriori protagonisti anche attraverso queste nostre puntate. Ricordiamo che tra l'altro mancano 79 giorni a Eurobasket, quindi anche lì ci sarà la possibilità di vedere della nostra nazionale all'Opera a Milano, quindi è anche molto molto vicino a noi, con la possibilità. Tra l'altro ci sono dei pacchetti. Esattamente, con la possibilità appunto da parte delle nostre società di chiedere dei pacchetti alla nostra federazione con delle scontistiche molto molto importanti, e questo ovviamente fa del bene anche ai nostri settori giovanili, che sono la linfa del nostro movimento. Quindi
io voglio fare ovviamente i complimenti a tutti quanti i vincitori, ricordando a tutti quanti voi, come è già stato detto più volte in questa puntata, e di questo veramente me ne rallegro, che voi dovete essere l'esempio sul campo per i nostri giovani, quindi quando c'è il mini basket a vedervi, quando ci sono le giovanili a vedervi, o quando ci sono dei giovani ancora meglio che partecipano alle nostre squadre senior, ecco, quella deve essere il momento di godimento massimo per un allenatore, per una società e per i giocatori che veramente tengono alta la bandiera di quella realtà. E ne avete ovviamente, dovete esserne sia orgogliosi, ma dovete averne ovviamente la responsabilità di questo. Quindi vi dico buona estate. Questa è una cosa importante, quindi buona estate a tutti quanti, un'estate che sia di riposo ma non troppo, appunto perché il 3x3 è ai nastri di partenza, e grazie a tutti quanti e ovviamente un salutone a tutti quanti. Grazie Roberto, ne approfittiamo anche per in coda ricordare tutti insieme l'amico Lucio Cescato che ci ha lasciato nei giorni scorsi, che chiaramente portiamo nel cuore, portiamo naturalmente anche le condoglianze alla famiglia, insomma colonna dei nostri comitati regionale e provinciale di Vicenza, quindi sicuramente lo ricordiamo. Giovanni Pellecchi e Giovanni Miceli vi ha già salutato Lamberto Morello, Giovanni I e Giovanni II, non vi ho visto ancora con la papalina in testa, ma vi vedrei bene come Giovanni I e Giovanni II. Va bene, dai, la monata dovevamo dirla all'ultima monata. Io inizio con il giro dei ringraziamenti. Allora, Fabio Volpato l'abbiamo ringraziato, quindi vado nell'ordine in cui vedo. Grazie a Matteo Zappalà e ancora congratulazioni. Grazie a tutti, buona serata e buona estate. Grazie Matteo, grazie a Marco Venezia. Grazie a tutti, grazie dell'invito e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Lì anche noi non lo sappiamo, dobbiamo vedere cosa decide il boss qui sotto, anzi lì sotto vediamo. Pronti popolo, promossi e riconfermati. Grazie. Grazie a Federico. L'Iban te lo danno poi, Marco, comunque non No, vabbè, non serve il referendum qua, c'è sono guadagnati sul campo, per cui quando uno si guadagna sul campo basta. Vabbè, insomma, dai, ok. Gio, ricordati dopo che la percentuale a Marco, una delle birrette le dobbiamo girare. No, guarda, dopo l'after di Trento, okay. Birra per... Lasciamo stare. Dicevo, ciao e grazie a Federico Fretti. Grazie a voi dell'invito. Ciao a tutti, buona estate. Grazie e grazie agli amici di Favaro e naturalmente salutatemi sia il vostro coach pescatore e anche il vostro presidente. Ciao sia Alessandro che a Marco. Ciao, grazie a tutti. Ragazzi, grazie a tutti per averci accompagnato in questa stagione di Monday Basket. Giovanni Miceli, Giovanni Pellecchi, a voi saluto. È stata lunga, molto bello, divertente, abbiamo raccontato tanto basket e questa è la cosa che conta di più. Per quest'anno è finita, l'anno prossimo vedremo, ma grazie a tutti per essere stati con noi in tutti questi lunedì. Buona estate a tutti, ma come hanno sottolineato i coach che abbiamo avuto ospiti, carne al fuoco ce n'è, quindi pronti per ripartire nelle nuove stagioni, nella prossima stagione con ancora tanto entusiasmo e tanta voglia. Assolutamente sì, mi stavo dimenticando perché poi rischiamo di fare il figurone, di fare le congratulazioni al consigliere regionale Fabio Crivellaro che è diventato papà e quindi naturalmente congratulazioni a lui, anche se non ha fatto niente, facciamo invece complimenti alla mamma. Felicitazioni e le congratulazioni alla mamma perché dopo si fanno tutti i complimenti al papà, ma il lavoro duro lo fanno le mamme, lo sappiamo. Quindi naturalmente quindi complimenti anche a Fabio. Ragazzi, quindi noi vi ringraziamo di essere stati con noi in questa stagione. Tutte le notizie per quanto riguarda il basket Veneto, sapete, le trovate sempre su Palla2 e sui nostri social che continueranno a essere aggiornati. Noi vi ringraziamo. Monday Basket, chissà se tornerà o se ci sarà qualche progetto nuovo. Sicuramente sarà una delle sorprese che scopriremo
nel corso della prossima stagione. Per questa stagione noi vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi, sempre presenti tutti i lunedì di pandemia, breakdown, lockdown, tutto quello che c'è stato. Grazie di essere stati con noi, grazie al Comitato regionale per la fiducia, grazie a tutte le società e a tutti i nostri ospiti di questa stagione e di questa serata. Buon basket a tutti e soprattutto buona estate. Ciao! Buona estate, ciao a tutti!